Si è svolta presso la sala riunioni della delegazione FIGC di Agrigento in occasione del corso per allenatore di giovani calciatori UEFA C una interessante e partecipata tavola rotonda avente come tema la selezione, tutela e sviluppo del talento calcistico. A fare gli onori di casa il presidente di delegazione Stefano Valenti, mentre a moderare i lavori è stato Aldo Violato, coordinatore attività giovanili della Regione Sicilia. Sono intervenuti Rosario Argento, ex responsabile del settore giovanile del Palermo, Massimiliano Osman, coordinatore tecnico dei centri federali della Sicilia, Antonio Mulè, selezionatore della rappresentativa regionale allievi, Marco Stoini, docente tecnica calcistica del corso, e Stefano Aiello, docente di teoria e metodologia dell'allenamento al corso. Interessanti gli argomenti trattati, quali per esempio il valore educativo che rappresenta il calcio, soprattutto a livello giovanile. Siamo con Aldo Violato nella delegazione di Agrigento, una tavola rotonda per parlare di calcio giovanile, di talenti e di come si deve gestire il giovane che si approccia allo sport del calcio. Penso che sia stata una serata molto interessante. Abbiamo constatato che i ragazzi che hanno partecipato al corso UEFA C sono, oltre che preparati, hanno veramente molta volontà di far bene e di lavorare presso le nostre società del settore giovanile e presso le nostre scuole di calcio. Questo ci soddisfa tantissimo, speriamo che i risultati vengano, ma con la buona volontà, con il buonsenso e con l'attaccamento ai valori che il calcio offre ai nostri giovani, penso che realmente avremo sicuramente quelle soddisfazioni che tutti ci aspettiamo da questi ragazzi.